Sarà il presidente del Veneto Alberto Stefani a presiedere la giuria che il 21 maggio prossimo a Villa Beatrice d'Este a Baone proclamerà il vincitore della 28ª edizione del premio Olio Euganeo. Il premio, istituito dal comune di Galzignano Terme, si svolge in collaborazione con i 9 comuni del territorio dei Colli e ogni anno incorona il miglior olio extravergine d'oliva ottenuto da olive prodotte e trasformate nel territorio del Parco Colli. Quest'anno abbiamo 32 aziende partecipanti, non sono tantissime perché effettivamente la campagna olearia dell'anno scorso non è stata delle migliori, però effettivamente abbiamo anche quest'anno delle eccellenze. Il 21 presso Villa Beatrice oltretutto avremo poi la proclamazione di quelle che sono le 3 aziende vincitrici e sicuramente saranno i 3 oli migliori dei Colli Euganei e soprattutto del Veneto. La coltivazione dell'olio d'oliva nell'area dei Colli Euganei ha origini sin dalla preistoria per la fertilità dei terreni. Il nostro è un olio considerato fra i fruttati leggeri, che ha delle caratteristiche però molto importanti, mantiene la sua freschezza, il suo sapore, sentori di verde, di erba tagliata nel tempo, cosa che magari altri oli possono essere più intensi appena franti o a breve. I nostri oli hanno proprio questa caratteristica, dovuta a cosa? Dovuta al fatto che noi siamo in un clima abbastanza freddo. Il premio Olio Euganeo anche quest'anno ha ricevuto il patrocinio della provincia. Questo concorso è nato diversi anni fa, anno dopo anno ha portato in luce, in risalto quelli che sono gli olicoltori del nostro territorio, ma soprattutto la grande eccellenza dell'olio Colli Euganei. Quindi la provincia è lieta di sostenere questa iniziativa.